Due serate di lavoro intenso per vigili del fuoco e volontari della protezione civile dopo i danni provocati dal maltempo che si è abbattuto sul veneziano. E tra i danni provocati dal nubifragio a Venezia il crollo di un muro accanto alla chiesa di San Girolamo nel sestiere di Cannareggio. Grandi navi, il ministro Toninelli dà mandato di avviare immediata verifica sui fatti del 7 luglio chiedendo in tempo reale un report, mentre il ministro Bonisoli chiede a Brugnaro un esperto di traffico acqueo. Nel giorno del funerale di Cecilia Piva prende parola il padre indagato per omicidio colposo, adesso basta lacrime, lei non avrebbe voluto. Un malore improvviso ha ucciso ad appena 24 anni Marianna Serena, angelo del Carnevale 2015, Maria nel 2014. Il nuovo rinvio dell'autonomia del Veneto divide il Consiglio regionale ed accende ancora il dibattito e qualche polemica tra gli esponenti dei vari partiti. Nuova manifestazione dei risparmiatori colpiti dal crack delle popolari venete, corteo fino al Consiglio regionale. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano il maltempo che si è abbattuto soprattutto sul veneziano con oltre un centinaio di interventi. Vediamo. Nelle ultime 2 sere sono stati 90 gli uomini impegnati di protezione civile sul campo ad intervenire sulle varie situazioni che si sono create a causa del maltempo. Maltempo che in particolar modo ha recato dei danni di media entità, fortunatamente senza nessun ferito o situazioni gravi. Anche questa notte si è proceduto assieme al Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia con supporti anche provenienti da Padova e Treviso a fare diversi interventi sul territorio, circa una cinquantina in terraferma e altrettanto più o meno in quel di Venezia centro storico. Un intenso nubifragio, vento forte, pioggia e grandine si sono abbattuti sul veneziano nelle ultime 2 serate. 150 le chiamate ai vigili del fuoco, molte dal centro storico veneziano. Parliamo soprattutto di alberi caduti, di comignoli pericolanti, parliamo anche di qualche incendio, in particolare quello dell'isola del Certosa che ha aggredito un cantiere, però fortunatamente grazie al lavoro dei vigili del fuoco è stato circoscritto e domato. Altre chiamate sono giunte per piante pericolanti e sgombero di sedi stradali a Mestre, Lido, Marcon, Marghera, Scorzè, Spinea, Jesolo. Diversi veicoli sono stati danneggiati da rami di alberi spezzati. A Favaro Veneto invece sono stati danneggiati i cavi del tram, per cui ACTV ha attivato provvisoriamente il servizio automobilistico sostitutivo sull'intera rete. In aiuto ai vigili del fuoco hanno operato complessivamente 30 volontari domenica sera e circa 60 lunedì. Sono una risorsa fondamentale e colgo sempre l'occasione per ringraziarli perché sono uomini di vero cuore che fanno volontariato, ma al tempo stesso molto preparati, specializzati nei vari settori. E tra i danni più gravi provocati dal maltempo a Venezia c'è stato il crollo di un muro accanto alla chiesa di San Girolamo a Cannareggio. Non esiste più, ma il muro di cinta del giardino dietro la chiesa di San Girolamo a Cannareggio rimane comunque il simbolo della violenza dell'ultima ondata di maltempo che si è abbattuta ancora una volta su Venezia. Pale e carriole sono al lavoro per sgomberare detriti che raccontano una notte di bufera. Vento che soffiava a 90 km all'ora, pioggia fittissima e grandine che come una sassaiola colpiva con una forza tale che i clienti del ristorante dall'altra parte del canale non si sono neppure accorti del crollo del muro, il cui boato è stato coperto dal frastuono del maltempo. Che qualcosa non andasse comunque era apparso evidente a tutti, ma assieme al muro a San Girolamo è venuto giù anche il lampione e se la visibilità era scarsa prima, poi sul canale sono calate le tenebre. Il muro è crollato presumibilmente poco prima delle 22, le file di mattoni più basse sono rimaste in piedi, tutto il resto è quasi adagiato ordinatamente sulla fondamenta, come se il muro si fosse piegato su se stesso.
Naturalmente per strada non c'era nessuno e in parecchi a casa stavano già facendo i conti con piccoli e grandi danni e qualche principio di allagamento. Poco distante da San Girolamo, ad esempio, all'imbocco del sottoportico dei Vedei, una parte di calle è stata chiusa al transito a causa di un camino pericolante. Un'altra delle tante conseguenze dell'eccezionale maltempo che ha colpito la città. Ed ora torniamo a parlare del crollo della rosone nella chiesa di Carpenedo a Mestre, di cui vi abbiamo dato notizia ieri. In un video pubblicato online dal Gazzettino si vedono gli istanti che precedono il momento del crollo ed il dramma sfiorato. Si apre la porta della chiesa, entra un uomo, una donna sente un rumore dalla facciata, lancia un grido, l'uomo si mette a correre ed in quel preciso momento il pesante rosone della facciata crolla sul pavimento della chiesa da un'altezza di 15 metri, mancando l'uomo proprio per un soffio. Davvero una tragedia sfiorata per pochissimi istanti. Ecco, state vedendo proprio in questo istante il crollo del rosone. Ed ora torniamo a parlare del caso delle grandi navi. Dopo il dramma sfiorato domenica, il ministro Toninelli ha dato mandato all'autorità portuale e alla Capitaneria di Porto di Venezia di avviare un'immediata verifica sui fatti accaduti la sera del 7 luglio, chiedendo un report in tempo reale. Nella missiva si sottolinea anche la necessità di valutare se le misure attualmente in essere siano idonee ad assicurare la piena sicurezza della navigazione, adottando con la massima urgenza ulteriori procedure per elevare gli standard di sicurezza. Una polemica che non si ferma, quella sull'asse Roma-Venezia, mentre il video di un'altra nave in movimento ieri sera con il nubifragio scatena ancora polemiche. Vediamo. Nonostante il violento nubifragio, un'altra nave da crociera si è messa in moto direzione Bacino San Marco. Non ci sono stati incidenti, ma nemmeno il buon senso di evitare di mettersi in laguna, vista la mancanza di visibilità. Dopo l'incidente di 2 giorni fa, il secondo in poco tempo, non si placano le polemiche tra il sindaco Brugnaro e il ministro Toninelli, che risponde alle accuse di immobilismo. Ogni tanto vieni a Roma anche tu, dice il sindaco Brugnaro, e prendi posizione per la tua città. I provvedimenti che abbiamo adottato sono stati decisivi. Il terzo rimorchiatore, per esempio, ha probabilmente evitato una collisione. E ancora, ho firmato la proposta di riparto per gli anni 2018-2019 dei 65 milioni di euro destinati ai comuni della Laguna, che sarà formalmente adottato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo modo, aggiunge Toninelli, stiamo attuando in tempi rapidissimi un'importante norma inserita nel decreto sblocca cantieri, che permette di superare lo stallo di questi ultimi anni che stava bloccando l'erogazione delle risorse. Anche il ministro Bonisoli è intervenuto sulla questione. Io negli scorsi giorni mi sono sentito con il sindaco Brugnaro, a cui ho chiesto di segnalarmi un esperto di viabilità cittadina per una commissione che stiamo costituendo, a cui darò, o meglio il Ministero, non sarò io personalmente, a cui il Ministero chiederà una mano per decidere le prescrizioni legate al vincolo sul canale della Giudecca. In poche parole, la grande nave va bene, sappiamo tutti che cos'è, ma a Venezia ci sono tante navi che girano e hanno delle ragioni di essere in termini di traffico, orari, tonnellaggio e quant'altro, perché è una città viva. Questa non è un'esperienza che è facilmente disponibile, anche perché Venezia è un unicum, quindi noi abbiamo bisogno di un esperto di traffico cittadino, dove però il traffico è sull'acqua e non è sulla terra, non è una cosa banale. Mentre la Federazione Italiana Piloti dei Porti ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti riguardo l'incidente della Costa Deliziosa. Le misure messe in campo dal comandante del porto, si legge, unite alla perizia tecnica dei piloti e dei servizi tecnico-nautici in generale, sono state in grado di rispondere efficacemente all'emergenza climatica, precisando che la manovra di partenza della Costa Deliziosa era avvenuta in condizioni meteo buone e prestando la giusta attenzione ad eventuali fenomeni temporaleschi in atto. Intanto il Comitato No Grandi Navi annuncia un'altra grande manifestazione di protesta il 7 settembre alla Mostra del Cinema. Nel giorno dei funerali di Cecilia Piva prende la parola il padre indagato per omicidio colposo. Adesso basta lacrime, dice, lei non avrebbe voluto. L'unico massimo che voglio dare è di quella maniera
stato il papà Roberto Piva, occhiali e completo scuro, indagato per omicidio colposo dopo la tragica morte della figlioletta Cecilia, per la cui scomparsa si è sempre autoaccusato a voler prendere parola nella chiesa gremitissima di Santa Bertilla a Spinea per l'ultimo saluto alla ragazzina morta da appena 12 anni, domenica 30 giugno, mentre rimbarca in gita in laguna in zona Bacan di fronte a Sant'Erasmo con lui e con il figlioletto Tommaso. Io chiedo solo di guardare questo pranzo, due fratelli che mi hanno legato alla religione. E adesso basta poverarmi per favore, Cecilia, i ragazzini, a lei piaceva il sorriso, piaceva il tempo. E allora per tutti, ricordiamoci il sorriso di Cecilia. Grazie a tutti. In chiesa anche la mamma Martina in silenzio e sempre tra le lacrime a guardare disperata insieme al figlio Tommaso la tomba della piccola Cecilia, dove a turno si avvicendavano i compagni di scuola della ragazzina con gli amici di gioco e della pallavolo, chi per lasciare un bocciolo di rosa bianca e chi il pallone di tante schiacciate di altrettante partite, come ha ricordato anche Valentina, sua grande amica della pallavolo. Non potrei mai essere scordata o rimpiazzata. Nessuno avrebbe mai pensato che potesse succedere una cosa del genere, adesso è accaduto. Come sappiamo tutti sei stata sin da sempre una giovane guerriera, una ragazza tranquilla e solare, che sapeva reagire ad ogni situazione e innalzarsi da ogni caduta. Parole di conforto per la famiglia tutta e per la mamma, in particolare dal parroco che ha officiato l'omelia, Don Riccardo Zanchin. E concludo, cara Cecilia, queste brevi parole con un'immagine che mi ha confidato la tua mamma e che mi ha colpito. La mamma mi diceva: è come se fosse tornata nel mio grembo, la sento dentro di me. Quindi il saluto commosso e partecipato degli amici tutti con il volo dei palloncini bianchi verso il cielo. Ed ora un altro dramma, quello che ha portato alla morte improvvisa della giovane Marianna Serena, angelo del Carnevale 2015, Maria nel 2014. Lutto per la morte di Marianna Serena, deceduta a 24 anni nell'ospedale di Treviso dopo essere entrata in coma per un'emorragia cerebrale a cui è seguito un arresto cardiaco. Marianna aveva interpretato l'angelo del Carnevale di Venezia nel 2015 e l'anno precedente era stata la vincitrice del concorso delle Marie. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. Quando è successo si trovava a Vicenza con il fidanzato. Soccorsa immediatamente è stata portata prima a Thiene, poi in elicottero a Treviso, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo i medici potrebbe essersi trattato di un problema congenito, impossibile da prevedere o diagnosticare. Difficile non ricordarla mentre scende dal campanile di San Marco come un angelo. Noi ci uniamo in questo dolore che ovviamente non può essere commentato, chiaramente, quindi quando una ragazza così giovane muore all'improvviso è chiaro che lascia attoniti e lascia un vuoto, pensiamo, incolmabile, ovviamente. E noi abbiamo un ricordo molto bello perché la nonna è stata una deliziosa Maria, naturalmente l'abbiamo vista all'opera in quei 15 giorni, 20 giorni quasi, in cui dalla selezione si è poi arrivati alla nomina della Maria dell'anno, e devo dire che sì, già allora insomma, si era distinta per la sua grazia, la sua eleganza, non per nulla poi ha vinto insomma, il concorso delle Marie. Al tempo aveva 19 anni e tanti progetti, come quello di laurearsi e poi diventare una stilista. È maturata molto bene, poi sappiamo che si è laureata, che ha sviluppato la sua attività, la sua vita, e proprio nel momento in cui doveva probabilmente viverla purtroppo è scomparsa, e questo ci lascia veramente molto rattristati e ovviamente rinnoviamo il nostro cordoglio e la nostra partecipazione al dolore della famiglia. Marianna lascia la mamma Luciana, il papà Mauro, vigile del fuoco a Mestre, e una sorella più piccola, Maria Sole, di 18 anni. Lutto a Marghera, dove la ragazza viveva. Linea alla regia ora per la pubblicità, subito dopo torneremo a parlare di autonomia. Rieccoci in diretta con il TG di Venezia, torniamo a parlare di autonomia. Il nuovo rinvio divide nelle interpretazioni il Consiglio regionale e riaccende nuovamente il dibattito. Quello che stiamo vedendo questi giorni sinceramente mi lascia piuttosto basito, proprio perché
Se qualcuno non vuol dare l'autonomia al Veneto, almeno lo dica chiaramente. Io sto vedendo dei no a delle proposte che riguardano l'ambiente, che riguardano la scuola, che riguardano altre cose, che arrivano dai ministeri senza una motivazione. La pazienza dei veneti si sta esaurendo, aggiunge il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, dopo l'ennesimo rinvio dell'autonomia in Consiglio dei Ministri. A provocare il nuovo slittamento temi come le concessioni autostradali e ferroviarie, ma anche questioni in ambito scolastico, soprattutto l'assunzione dei docenti. Questa è la cosa che spiace di più, perché sull'istruzione invece io ritenevo la strada veramente in discesa, peraltro con un attentissimo ministro Stefani che aveva ben compreso che bastava mettere in ordine quello che la provincia di Trento fa per la scuola e la regione del Veneto voleva fare. Se il dibattito sulle autonomie regionali è uno dei barometri delle tensioni all'interno del governo giallo-verde, al malumore di alcuni leghisti i 5 Stelle ribattono che di fronte ad un tema così complesso l'approfondimento è d'obbligo. È una questione delicata, ci sono degli scogli da superare, questo so che lo sa di per certo anche il governatore Zaia e l'altro alleato che è la Lega Nord, per cui noi vogliamo che esca una proposta, un testo che tenga in considerazione di tutte le diversità, che sia un testo buono e non sia solo propaganda elettorale. Sull'autonomia differenziata, nonostante le riunioni già fatte, non c'è ancora alcun testo, ha affermato il ministro per il Sud Barbara Lezzi, ma per noi 5 Stelle i punti cui non rinunciamo riguardano la presenza del fondo di perequazione, l'introduzione dei fabbisogni standard e quindi i livelli essenziali di prestazione, con l'obiettivo di non creare cittadini di serie A e serie B. Chi osserva il dibattito dall'esterno, come il Partito Democratico, lo fa con disincanto. Secondo lei questo tira e molla continuerà a lungo? Non riesco a fare previsioni, mi limito a constatare questa situazione di incapacità decisionale anche su questo punto. Manifestazione dei risparmiatori colpiti dalla crisi delle banche per le strade di Venezia questa mattina, al centro della protesta l'entità troppo bassa dei ristori. Da Piazzale Roma a piedi fino al Consiglio regionale, quasi a ridosso di Piazza San Marco, passando per Palazzo Balbi, sede ufficiale del Presidente della Giunta regionale, per chiedere giustizia. E ancora una volta il risparmio tradito, l'odissea di chi è stato travolto dal crack delle popolari venete, a manifestare il suo disagio. Ci sono le risorse, ci sono le dichiarazioni, Di Maio 24 maggio dell'anno scorso, Salvini, vengo io, firmo io, faccio io, eccetera, eccetera. E noi vedremo i primi indennizzi a primavera dell'anno 21, cioè praticamente a 2 anni dall'insediamento di questo governo. Il corteo attraversa fondamenta, calli e campielli armato di fischietti e scandendo slogan. La delusione e la rabbia rimangono forti. Sono state promesse delle cose veramente eclatanti con l'acquisto di queste azioni quando già non valevano più nulla. Siamo stati defraudati e quindi da questo punto di vista dobbiamo protestare, dobbiamo rivendicare fortemente i nostri diritti, perché in buona fede abbiamo dato e altrettanto in buona fede dobbiamo ricevere. Questa legge invece ci dice prendete il 30% e poi non rompeteci più le scatole. L'entità del risarcimento è il vero oggetto della contestazione. La prospettiva del ristoro del 100% attraverso una procedura che avrebbe il pieno avvallo dell'Unione Europea, dicono i manifestanti, proposta dai partiti di opposizione, è stata bocciata dalla maggioranza che sostiene il governo. Avremo la beffa di essere risarciti del 30% del prezzo storico delle azioni, di acquisto delle azioni. Quindi molti che hanno ricevuto le azioni dai genitori o dai nonni si troveranno per l'eredità, si troveranno un rimborso misero, una miseria. Ancora cronaca, tragedia lungo la Treviso Mare a Meulo. La giornata era cominciata nel migliore dei modi. I 2 fidanzati avevano deciso di trascorrere il pomeriggio facendo una gita al mare e passare dei momenti spensierati. Jesolo, a pochi chilometri da casa, era la loro meta. A meno di un quarto d'ora dalla partenza, però, il loro sogno si è infranto in un rettilineo contro un'auto. La tragedia si è consumata in pochi istanti sulla strada Treviso Mare, poco prima di mezzogiorno.
Lo schianto è avvenuto tra un'automobile e lo scooter con a bordo i due coniugi, ai piedi del cavalcavia nel territorio di Meulo, all'altezza di un distributore. La macchina stava svoltando e stava entrando. Da come ha detto non ha visto la moto arrivare. A perdere la vita Walter Ross, di 54 anni, di Silea, mentre la donna Elena Libera Pedatella, che viaggiava con lui, è rimasta gravemente ferita. I sanitari del 118 l'hanno soccorsa e caricata a bordo dell'elicottero per trasportarla all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Solo nelle prossime ore si potranno conoscere meglio le condizioni di salute in cui versa la 57enne. Quando gli operatori del SUAM 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, per l'uomo non c'era più nulla da fare. È spettato ai carabinieri locali effettuare i rilievi del caso. Walter Ross era molto conosciuto a Silea e a Treviso, dove lavorava come barista in centro storico. Lascia due figli, Fabio e Roberto, di 27 e 24 anni. Nonostante la pericolosità sia stata più volte segnalata, le auto continuano a sfrecciare e a sorpassare a tutta velocità, anche nel tratto del cavalcavia dove c'è la doppia linea continua. Corrono troppo. Ah, troppo? A missili? Non troppo. Bisogna fare qualcosa. Sì, è stato fatto una richiesta, domande di tutto, una richiesta in provincia e hanno detto che non è una strada ad alto rischio di mortalità. Io adesso proverei a prendere quel morto lì e portarglielo in ufficio. Lei l'ha visto morire questo povero signore? Ero là davanti assieme a altre due signore. Sport basket, la Reie batte il secondo colpo di mercato. Ike Josef Udano, centro di 2,03 m, nato a Detroit nell'ultima stagione, ha vestito le maglie di Cantù e Avellino in Serie A. Sono entusiasta di far parte dell'Umana Reyer e ringrazio la società per l'opportunità. Queste le parole del giocatore. È eccitante giocare a Venezia in un grande club come quello Oro Granata. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10. Questa sera ospite di Ferdinando Avarino, Jacopo Massaro, sindaco di Belluno. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Residua instabilità sulle nostre regioni, dove comunque il tempo tenderà a ristabilirsi e sarà via via più asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di mercoledì 10 luglio. Sul Veneto il cielo risulterà spesso nuvoloso al mattino, con qualche occasionale precipitazione a carattere sparso. Dal pomeriggio avremo maggiori spazi soleggiati e entro sera i fenomeni saranno in cessazione dappertutto. Temperature in calo con minime tra 16 e 22 gradi, massime più o meno stazionarie tra 25 e 28 gradi circa. Molte nubi anche sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo risulterà infatti coperto e non si escludono dei piovaschi sparsi. Asciutto e stabile, anche con più sole invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 26 e 30 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo occasionali acquazzoni durante la giornata, specie sui settori meridionali della regione. Sarà più soleggiato invece altrove. Fenomeni in esaurimento ovunque entro la serata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 30 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.